Oggi è stato fissato per oggi l'interrogatorio di garanzia per Dodore Meloni, chiamato a rispondere alle domande del GIP che ne ha ordinato l'arresto. Intanto il leader indipendentista prosegue lo sciopero della fame e della sete. Adesso ci colleghiamo con il nostro Marco Lai per sapere a che punto è questo interrogatorio, se è iniziato, se è finito. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Egi. È finito, in realtà non si è trattato di un vero e proprio interrogatorio, perché Dodore Meloni, che era disposto a rispondere alle domande del giudice, ha chiesto però che l'interrogatorio si svolgesse in sardo, richiesta respinta. A quel punto Meloni ha chiesto di poter rendere dichiarazioni spontanee e così ha fatto, sempre in sardo. Dichiarazioni nel corso delle quali ha respinto le accuse di evasione fiscale, ha ammesso di non pagare le tasse ma a titolo personale per una sorta di ribellione indipendentista, per un progetto che fa parte della sua battaglia politica, ma ha anche detto che le sue società sono assolutamente in regola con quanto dovuto allo Stato italiano. Questo in sintesi per quanto riguarda le accuse di frode fiscale che gli sono state mosse. Per quanto riguarda l'aspetto delle sue condizioni di salute, non sono buone, ha detto all'uscita dall'interrogatorio l'avvocato Cristina Puttu, ma Meloni non ha intenzione di smettere lo sciopero della fame e della sete che ha iniziato dal momento dell'arresto. L'avvocato che ha presentato istanza di scarcerazione sulla quale il giudice si pronuncerà entro 5 giorni potrebbe a questo punto chiedere per Meloni anche il trattamento sanitario obbligatorio. Al termine dell'interrogatorio lo stesso Meloni ha affidato all'avvocato una dichiarazione di carattere politico, si è dichiarato prigioniero politico, ha accusato lo Stato italiano di persecuzione politica, di voler colpire lui per colpirne 100 secondo un metodo che ha definito uguale a quello delle Brigate Rosse. Fra l'altro ha concluso con una frase piuttosto forte: da qui, cioè dal carcere di Oristano, uscirò o come uomo libero oppure da morto. Direi che è tutto per ora da Oristano, a te Giuliangela. Grazie a Marco Lai.